Continuiamo a pensare che i volontari, sottolineiamo che sono volontari, non sono pagati e hanno necessità di queste risorse. Lavoreremo nelle prossime giornate con il Servizio della Sanità della Regione del Veneto proprio per trovare una soluzione. L'impegno che il Presidente prende con i volontari del soccorso alpino fa tirare un sospiro di sollievo alla montagna. Dopo le recenti richieste d'aiuto sono stati stanziati per le spese correnti 600.000 euro per il 2011-2012, ma resta da risolvere la copertura per gli investimenti e le spese in conto capitale. Resta da fissare un punto fermo. Una certificazione dal punto di vista politico, se vogliamo, nel senso che noi facciamo parte in maniera profonda della sanità, nonostante siamo un corpo volontario. Si tratta ora di fare un salto di qualità, premesso che la Regione Veneto negli ultimi 2 anni ha riconosciuto già in modo significativo il soccorso alpino. Diamo dignità finale a questa organizzazione riconosciuta dal territorio e soprattutto riconosciuta come eccellenza da parte dell'utenza che purtroppo siamo costretti a recuperare ormai in modo pressoché quotidiano. L'incontro con Zaia era una delle richieste fatte dal direttivo regionale. Sul tappeto anche il pagamento per i soccorsi non sanitari. La Regione intende garantire la massima sicurezza a tutti, ma con i soldi delle tasse della povera gente non si paghi il divertimento mal programmato di chi pensa di poter far tutto e di essere invincibile e di essere il nuovo Mandrake della situazione.